Buonasera alle care persone all'ascolto, un saluto da Un sorriso in più Onlus, il mio nome è Paolo e con voi vorrei inaugurare una nuova rubrica che si chiama Un viaggio nell'arte. Questo perché parleremo di opere, di artisti, ma in realtà della bellezza in generale, che secondo me è qualcosa che se condivisa, la bellezza in realtà si moltiplica. Quindi, quale migliore occasione per parlare di un'opera che si chiama La nascita di Venere di Sandro Botticelli della metà del 1400? Perché chi era Venere? Secondo gli antichi latini, gli antichi romani, Venere era la dea della bellezza, la dea dell'amore, quindi la nascita della bellezza è un po' l'argomento di cui oggi vorrei trattare. Per farlo però prima vorrei anche raccontare in breve chi era Sandro Botticelli, l'artista che l'ha dipinta. Sandro Botticelli nasce nella metà del 1400 a Firenze, nel quartiere di Santa Croce. Era figlio di un conciatore di pelli e ovviamente al tempo, a differenza dei nostri giorni dove ci sono le accademie d'arte, al tempo per fare pratica, per diventare artisti, bisognava andare a bottega, imparare il mestiere in botteghe di artisti già affermati, che per i Botticelli al tempo erano il pollaiolo, erano Lippi, erano il Verrocchio. Però è anche interessante capire con quale tipologia di personalità il Botticelli conduceva la sua vita, se era una persona allegra, spensierata o al contrario triste. Per farlo vorrei utilizzare le parole di un biografo dei pittori del 1400 e 1500, ossia Giorgio Vasari. Il Vasari in realtà ce lo dice, in realtà Botticelli era una persona allegra, gioviale, gli piaceva fare molto gli scherzi e vittima di uno di questi fu un tessitore che andò a abitare vicino a casa sua. Infatti i telai di questo tessitore facevano un assordante rumore ad anno di Botticelli, ma non soltanto, gli facevano tremare tutta casa. Quindi Botticelli prima cortesemente chiese al rumoroso vicino di trovare una soluzione al problema. Il vicino rispose che a casa sua faceva quello che voleva, come lo voleva. Quindi il nostro pittore pose sul muro di confine una grossissima pietra che pareva che ogni poco che il muro si muovesse fusse per cadere e sfondare i tetti e i palchi e tele e telai del vicino. Quindi avete capito? Lui prende una grande pietra, lo mette sul muro di confine, così che se i telai del vicino avessero scosso casa del nostro pittore, questa pietra sarebbe caduta sul terreno del vicino di casa. E ovviamente il vicino, il nostro tessitore, chiese al pittore di porvi rimedio, ma lui rispose ugualmente a casa mia faccio quello che voglio io. Soltanto alla fine trovarono un accordo e si instaurò, dice il Vasari, un rapporto di buona vicinanza tra i due. Ma arriviamo adesso a parlare dell'opera, della nascita di Venere di Botticelli, che vede al centro la protagonista, ossia la dea Venere, che è appena nata in questa rappresentazione, perché lei nasce in realtà, secondo il mito, dal mare e a cavallo di una conchiglia raggiunge un'isola, l'isola di Cipro, dove dovrebbe divenire regina. Quindi noi la vediamo su questa conchiglia che viene spinta da quelle due figure alla nostra sinistra, che sono due impersonificazioni di venti, Zeffiro ed Era, che spingono questa conchiglia. Infatti abbiamo un lieve soffio che esce dalla loro bocca che proprio simboleggia il vento, spinge questa conchiglia sulla terraferma. Sulla terraferma c'è una figura di bianco vestita che porge un mantello rosso e questa figura si è ricostruito nelle intenzioni del Botticelli, voleva essere la primavera, perché la primavera è ricca di colori, è espressione di vita, di vitalità ed è espressione quindi di bellezza. Con questo mantello cerca la primavera di coprire Venere perché possa diventare la regina dell'isola.
noi possiamo ben vedere come la figura centrale sia la prima a cui i nostri occhi tendono nel guardare il dipinto, soltanto l'idea del movimento verrà data dalle figure sia a destra che a sinistra, che quindi pongono una certa dinamicità nella scena. È interessante poi vedere sulla nostra destra quegli alberi rappresentati con le foglie che sono in realtà degli alberi di arancio. Perché sono degli alberi che sono volti a produrre delle arance? Perché erano il simbolo del committente dell'opera, della famiglia dei Medici. Questo perché uno dei simboli della famiglia stessa erano proprio le arance. Quindi attraverso questo piccolo dettaglio noi possiamo anche sapere a chi originariamente era destinato questo dipinto. Attualmente questo dipinto è conservato agli Uffizi a Firenze ed è ammirato da centinaia di migliaia di persone ogni anno. Spero che questo contributo vi sia piaciuto, un saluto e alla prossima volta.